Cari amici della Via dei Presepi, buon Natale a tutti, siamo all'alba del 25 dicembre e come vi avevamo promesso le novità continuano. Infatti oggi pomeriggio e domani mattino saremo con dei presepi novità. Quest'oggi siamo a Teven, siamo in compagnia di Nicole Canova, che è una componente del gruppo che gestisce questo mini percorso che fa parte di un percorso di tre frazioni. Buon Natale Nicole, raccontaci un attimino come si svolge questo percorso attraverso il paese. Buon Natale intanto. E allora questi presepi sono stati realizzati dalle famiglie del posto e saranno visibili fino al 15 gennaio circa. Naturalmente un ringraziamento va ai tanti volontari che vi hanno dato una mano a gestire questo percorso. Sì, sicuramente anche al gruppo Caravaggio, che è un'associazione costituita da cittadini insomma, di Teven e anche del vicino borgo di Travagola, i quali infatti il 24 sono anche passati travestiti da Babbo Natale a portare dei pensierini ai bambini delle varie famiglie, e che a maggio, in occasione della ricorrenza della Madonna di Caravaggio, organizzano una sagra nel vicino paese appunto di Travagola. Nicole, ormai la mattina volge al termine, ci prepariamo ad andare alla messa delle 10. Dopo pranzo però i telespettatori vogliono sapere dove ci troviamo per venire a visitare questo bellissimo borgo. Sì, esatto. Allora qua Teven è un piccolo borgo che sorge nell'antica via di passaggio che collega Pedavena con Fonzaso, che era molto frequentata, come testimoniano anche i numerosi murales che sono presenti. E questa passeggiata permette un po' di immergersi nella natura rigogliosa, oltre che poter ammirare le belle architetture rurali, il tutto arricchito dalla magica atmosfera natalizia. Nicole, noi ti ringraziamo, ti auguriamo ancora buon Natale. Diciamo ai telespettatori: venite a visitare questo bellissimo percorso qui a Teven. Il percorso è breve, molto ricco, ben segnalato e quindi vi divertirete anche con i vostri figli. Vi ricordo, come vi ho sempre ricordato e come sicuramente faranno i volontari che incontrerete durante il percorso, di andare a visitare più presepi possibili, perché l'unico modo per dire grazie a tutte queste persone che hanno rubato tempo alle proprie famiglie è andare a visitare queste vere e proprie opere d'arte. Nicole, di nuovo buon Natale e ci vediamo alla prossima. Grazie, buon Natale.